Una vera bomba è esplosa questa notte a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché ciò che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più recenti e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei retroscena del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da Radio Marte, Jack Grealish ha davvero sognato di giocare nel Napoli in questa finestra di mercato. L'esterno inglese è arrivato persino ad allenarsi da solo in Campania mentre trascorreva alcuni giorni in costiera amalfitana, aspettando un segnale dal club azzurro. La sua idea era unirsi all'amico Kevin De Bruyne e condividere l'esperienza nel Sud Italia. Ma la dirigenza di Aurelio De Laurentiis ha scelto un'altra strada. Il Napoli ha sempre cercato un esterno con un profilo di equilibratore. Qualcuno capace di muoversi in diversi settori del centrocampo e di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. Per questo Dan Doy è stato l'obiettivo principale, mentre LG Felmas è stato considerato come alternativa interna per occupare la corsia sinistra. Giocatori dalle caratteristiche più creative ed esplosive, come Lookman, Sterling, Garnacho e persino lo stesso Grealish, non sono mai stati delle priorità reali in questa finestra di mercato. Alla fine, senza un'offerta ufficiale da Napoli, Grealish ha accettato la proposta dell'Everton, deludendo i tifosi che speravano di vederlo al Maradona. E adesso, tifoso azzurro, vogliamo sentire la tua opinione. Grealish sarebbe stata una buona scommessa per il Napoli o il club ha fatto bene a mantenere il focus su profili come Ndoye ed Elmas? Lascia il tuo commento qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un bel super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.